Eder. Mech. Pallister. Anna Marello, una donna di 49 anni originaria di Spinea, un comune situato nella provincia di Venezia, ha tragicamente perso la vita nella notte tra mercoledì 31 luglio e giovedì 1 agosto. La sua morte è avvenuta presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia, dopo che era stata trovata priva di sensi dalla figlia sul sedile posteriore della sua automobile. La donna aveva trascorso la notte all'interno del veicolo, dove si era addormentata al termine di una cena trascorsa in compagnia della sua famiglia. Secondo le informazioni diffuse dai quotidiani locali, Anna e il suo marito avevano deciso di recarsi a Polcenigo, una località nel Pordenonese, per visitare la loro figlia, che si era trasferita in Friuli con la propria famiglia qualche anno fa. La serata di mercoledì era stata dedicata a una cena in un ristorante della zona, un momento di convivialità e di riunione familiare. Durante il viaggio di ritorno a casa, Anna si sarebbe addormentata sul sedile posteriore dell'auto, quando il veicolo si è fermato davanti alla loro abitazione. I familiari, notando che non si era svegliata, hanno deciso di lasciarla riposare nel veicolo. Tuttavia, nella mattinata successiva, quando la figlia si è recata per svegliarla, ha scoperto con grande angoscia che la madre era priva di sensi. Immediatamente, la giovane ha contattato il numero unico di emergenza, il 112, e sul posto sono giunte un'ambulanza e un'auto medica. Il personale sanitario ha effettuato ogni possibile intervento per rianimare Anna, ma purtroppo ogni tentativo si è rivelato vano. La donna è deceduta intorno alle 9:30, poco dopo essere arrivata in ospedale. Le prime indagini hanno indicato che il decesso potrebbe essere stato causato da un arresto cardiaco improvviso, ma sarà necessaria un'autopsia per determinare con certezza le cause del decesso. Come riportato nel riferto medico, è emerso che Anna non soffriva di patologie preesistenti, e l'autorità giudiziaria è stata informata dell'accaduto. La pubblica ministero di turno, Federica Urban, ha richiesto al personale della questura di Pordenone e ai carabinieri di Polcenigo di effettuare ulteriori approfondimenti sul caso per chiarire ogni aspetto della vicenda. Le parole di Alessia Busolin, la figlia di Anna, testimoniano l'immenso dolore e la necessità di chiarire la situazione. È stata una disgrazia. Non ci sono cose nascoste o strane, abbiamo detto tutto ai carabinieri, ha dichiarato Alessia, desiderando che la memoria di sua madre venga ricordata per la persona meravigliosa che era. Anna, mestrina di origine e residente a Spinea, era molto legata alla sua famiglia, e il suo ultimo viaggio a Polcenigo era stato un'opportunità per trascorrere del tempo con la figlia e la nipotina, nata un anno fa. Era innamorata della piccola, vivere per lei era la sua gioia più grande, ha aggiunto Alessia, descrivendo sua madre come una nonna amorevole e attenta. Alessia ha voluto chiarire alcuni dettagli su quanto accaduto la notte della tragedia. Anna e il marito avevano deciso di uscire per una cena, mentre Alessia rimase a casa con la nipote. Ho detto loro di andare. Al ritorno, mio padre ha parcheggiato l'auto davanti casa, dove mamma si era addormentata per la stanchezza, ha spiegato. La figlia ha voluto sottolineare che Anna non era stata chiusa dentro l'auto, poiché i finestrini erano abbassati e le portiere aperte, permettendo così alla madre di uscire liberamente se si fosse svegliata, nonostante Anna avesse occasionali problemi di salute e talvolta fosse colpita da forti dolori. Alessia ha condiviso che il marito di Anna aveva controllato la moglie durante la notte, quando ha provato a svegliarla e ha visto che non rispondeva. Ha preferito lasciarla tranquilla, ma quando ho visto che stava riposando, ho pensato che fosse tutto ok, ha aggiunto la giovane. Solo quando il marito ha trovato insolito che Anna non si fosse ancora svegliata, la situazione è diventata preoccupante. La figlia Alessia ha sottolineato come, nonostante i momenti di stanchezza, Anna fosse una persona piena di vita e affettuosa, e che nessuno si sarebbe mai aspettato un epilogo così tragico. La comunità di Spinea è rimasta scossa dalla notizia della morte di Anna Marello. I familiari e gli amici stanno facendo fronte a un dolore immenso.
ricordando la donna come una persona dedicata alla famiglia e sempre pronta a offrire il suo supporto. I messaggi di cordoglio e le testimonianze di affetto nei confronti di Anna stanno arrivando da ogni parte, riflettendo l'impatto che ha avuto nella vita di chi la conosceva. La famiglia attende ora i risultati dell'autopsia per avere chiarezza sulle cause del decesso e trovare un po' di serenità in un momento così difficile. Speriamo che la verità emerga e che la memoria di mia madre venga onorata come merita, ha concluso Alessia, con la speranza che, nonostante il dolore, la famiglia possa trovare conforto nei ricordi felici condivisi con Anna. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.